Marco Polo, pericolo bird striking, disagio stamattina per voli bloccati in uno degli aerei in arrivo e dirottato altrove c'era anche il governatore Luca Zaia. Strage di Mestre, decisa la data dei funerali dell'autista di Vazzola, saranno martedì alle 15 nella chiesa di Tezza. Il paese e gli amici aspettano di dargli l'ultimo saluto, anche noi vogliamo la verità. Bus turistico in avaria, tramfermo, gasolio sulla strada, mattinata di passione sul Ponte della Libertà a Venezia per il traffico bloccato. Blitz della finanza a Venezia in un centro sportivo per paintball. A Castelfranco il cane antidroga scova 2,5 kg di cocaina in un campo adibito alla pratica. 5 minorenni sono rimasti intossicati dai fumi dell'alcol. Il questore ha disposto la chiusura del bar Bounty al Lido, sospendendo anche la licenza. Saranno una trentina i volontari dei gruppi comunali della Protezione Civile presenti alla 12ª edizione della campagna Io non rischio. Prende sempre più forma il programma della Peregrinatio Corporis a Venezia di Papa Pio X, che arriverà mercoledì in laguna per poi ripartire da Marghera domenica 22 di ottobre. Bird striking, il pericolo e voli bloccati. Questa mattina siamo all'aeroporto Marco Polo di Tessera, ci sono gabbiani in pista, ci è voluta più di un'ora per ripristinare il normale traffico aereo. Su uno di quei voli c'era anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. Voli sospesi questa mattina per alcune ore all'aeroporto Marco Polo di Tessera. Il motivo? Uno stormo di gabbiani reali che impediva i decolli e gli atterraggi in pista. Per garantire la massima sicurezza, dunque, il gestore dell'aeroporto Save, in accordo con ENAV, l'ente della navigazione aerea civile, ha quindi deciso di chiudere lo scalo per circa 2 ore, con la conseguenza che alcuni voli programmati a Venezia sono stati deviati su altri scali, come quello di Verona, Trieste e Milano. Un volo proveniente da New York è invece stato dirottato su Roma. Anche il governatore Zaia si è trovato coinvolto nel volo che da Roma l'avrebbe dovuto portare a Treviso per partecipare a un evento. Invece, dopo essere rimasto per qualche minuto in volo sopra lo scalo, è stato poi dirottato verso l'aeroporto di Trieste. Lo stop provvisorio si è reso necessario per garantire la piena sicurezza di passeggeri e operatori, visto che la collisione degli aerei con gli uccelli in fase di atterraggio o decollo potrebbe essere pericolosa. Si tratta del fenomeno del bird strike, recentemente balzato alle cronache dopo l'incidente avvenuto a un velivolo delle Frecce Tricolore, che a Torino è precipitato colpendo una vettura, forse proprio a causa dell'impatto con uno stormo di uccelli. In quell'incidente morì una bimba di 5 anni. Il rischio nello specifico è che l'animale colpito possa finire in una delle turbine dell'aereo, causando lo spegnimento di uno o più motori. Stamane, per allontanare i gabbiani, sono stati utilizzati i vari mezzi a disposizione, sempre nel rispetto della fauna, tra cui il falco comandato dal falconiere e i dissuasori acustici. Questo ha permesso di riportare l'aeroporto alla normale operatività a partire dalle 11:20. E poi c'è stato il traffico in tilt sempre questa mattina sul Ponte della Libertà, direzione Mestre, verso le 8:40 un autobus turistico è rimasto in panne e gasolio si è riversato sull'asfalto. Dietro c'era il tram che è rimasto bloccato, dunque a sua volta inevitabili i disagi per gli automobilisti. L'autobus è stato rimosso intorno alle 10:30 e il traffico è tornato regolare. La strage del bus di Mestre, sono stati fissati per martedì pomeriggio alle 15 funerali dell'autista di Vazzola, Alberto Rizzotto, su cui è stata effettuata l'autopsia e le indagini proseguono a ritmo serrato. Speriamo anche di riuscire a dargli un funerale degno di com'era la persona, ecco, tutto là. E com'era la persona? Una persona squisita, amico di tutti, buono, sì, persona fantastica. Tezze di Vazzola si prepara per l'ultimo saluto ad Alberto Rizzotto, l'autista morto nella strage del bus il 3 ottobre scorso a Mestre. I funerali si svolgeranno martedì pomeriggio alle 15:30 nella chiesa parrocchiale in Piazza dei Tigli. A ufficiarla con altri concelebranti il parroco Don Alberto Basso. Da queste parti tutti conoscevano e volevano bene a Rizzotto, sul corpo del quale è stata effettuata l'autopsia. Secondo prime indiscrezioni sembrerebbe esclusa l'ipotesi del malore, ma all'appello manca ancora il riscontro principale, ovvero l'esito degli accertamenti cardiologici particolarmente delicati e complessi. Questo è uno dei punti principali, ancora tutto da verificare. In via dei Zacchi, dove il quarantenne viveva, i genitori Luigi e Maria Adele restano chiusi nel loro dolore.
Ma le indagini proseguono su tutti i fronti. In attesa della maxi perizia su Garrail e Strada, l'avvocato Massimo Malipiero, legale dell'amministratore delegato della società del bus, chiarisce come al momento non siano stati rilevati anomalie o guasti al mezzo. L'unica buona notizia sono le dimissioni nelle scorse ore di uno dei feriti ricoverati a Mestre, un 39enne di origini ucraine. Per un'altra paziente, una 27enne tedesca, è previsto il trasferimento in Germania nei prossimi giorni. E una parola sola riecheggia a Vazzola così come ovunque: verità. Presumo che come me siamo in tanti che cerchiamo di capire cosa effettivamente è successo. Tutto là. I Baschi Verdi della Guardia di Finanza, hanno scoperto a Castelfranco oltre 2 kg di droga e materiale vario in un campo da paintball. 2,5 kg di cocaina suddivisi in 16 involucri sotto vuoto, sepolti nel prato di un campo da paintball a Castelfranco Veneto, e in un container poco distante macchinari e materiali per il confezionamento della droga. L'hanno scoperto i Baschi Verdi della compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Venezia. Ci hanno scritto in forma anonima e ci hanno suggerito che ci poteva essere un'attività illecita che veniva perpetrata in quella zona, e siamo andati con i cinofili a controllare, appunto. L'area è gestita da un'associazione. È un'associazione sportiva dove si pratica paintball, quindi venivano visti dei movimenti strani e ci hanno scritto e noi siamo andati a controllare. Fondamentale l'aiuto dell'unità cinofila del gruppo Tessera con il cane antidroga Crypto. Abbiamo fatto una perlustrazione e poi il cane ci ha portato nel punto esatto e abbiamo scovato lo stupefacente. La nostra componente cinofila è molto importante, anche perché tante attività non verrebbero mai svelate senza il loro aiuto. La droga è stata messa sotto sequestro e il legale rappresentante dell'associazione, un 35enne, denunciato. Il gestore è stato denunciato, ma non sappiamo se era consapevole o meno che all'interno dei campi c'era questa sostanza stupefacente che poi veniva venduta all'esterno. 5 minorenni sono rimasti intossicati dai fumi dell'alcol, per questo il questore di Venezia, Bonaccorso, ha disposto la chiusura per 10 giorni del bar Bounty in Gran Viale. Siamo al Lido, sospendendo temporaneamente la licenza. I fatti contestati risalgono a fine agosto con i 5 ragazzi finiti al punto di primo intervento dell'ex ospedale al mare. La legge, che multa chi vende alcol a persone che non hanno compiuto la maggiore età, considera responsabile penalmente chi lo somministra a giovani sotto i 16 anni. Una festa dunque che si è conclusa nel peggiore dei modi anche per il titolare del locale, denunciato per aver servito alcolici a dei ragazzini senza accertarsi preventivamente della loro età. E saranno una trentina i volontari dei gruppi comunali della Protezione Civile presenti alla 12ª edizione della campagna Io non rischio. Vediamo di cosa si tratta. Piazza Ferretto pronta ad ospitare il prossimo fine settimana la 12ª edizione di Io non rischio. Io non rischio, manifestazione arrivata al 12° anno in Comune di Venezia, ma che si svolge su tutto il territorio nazionale, vuole informare la cittadinanza sui rischi potenziali che ci sono dovuti calamità naturali, rischi ambientali nel proprio territorio, quindi informare la cittadinanza attraverso opuscoli, attraverso immagini, attraverso l'informazione anche diretta con i volontari in Piazza Ferretto sabato e domenica a Mestre su quelli che sono i rischi, ma soprattutto su quelli che sono i comportamenti buoni da tenere in caso di questi eventi. Saranno una trentina i volontari dei gruppi comunali di protezione civile presenti nello stand. È previsto anche un momento dedicato ai bambini con una particolarissima caccia al tesoro. Un invito a tutta la cittadinanza a partecipare e fare in modo di conoscere e parlare con questi volontari. Presentato a Ca' Farsetti il Gran Gala Guardando le stelle, i migliori ballerini d'Europa, domenica 15 ottobre al Teatro Malibran per sostenere il progetto di ricerca scientifica Brain Up. Abbiamo bisogno di esempi positivi e quello che posso dire è sicuramente che la famiglia di Riccardo è uno di questi, perché esistono delle difficoltà che fanno parte della condizione naturale della vita, ma si tratta di una famiglia che ha coraggio, che ha fede, caparbietà e anche fiducia nelle istituzioni.
Testimonianza ne è che il metodo Brain Up che la Fondazione porta avanti è stato anche sostenuto dalla Regione Veneto. È stato presentato in Comune Venezia al Gala di danza Guardando le Stelle, in scena domenica 15 ottobre al Teatro Malibran. I migliori ballerini d'Europa si alterneranno sul palco veneziano per sostenere la causa della Fondazione Giovani Leoni, nata per offrire sostegno alla ricerca scientifica e supporto ed assistenza sociosanitaria ai bambini con paralisi cerebrale. Lo scopo principale della Fondazione è quello di diffondere la conoscenza di questo metodo riabilitativo, il Feldenkrais, che dà l'opportunità di bambini come mio figlio di poter recuperare quei danni cerebrali che alla nascita purtroppo hanno subito. È un metodo molto dolce che con dei piccoli movimenti estremamente delicati possono aiutare il cervello del bimbo a percepire il corpo per imparare ad utilizzarlo. L'iniziativa è sostenuta anche dall'amministrazione comunale. L'idea del comune è quello di essere a disposizione del territorio del terzo settore perché queste iniziative ricevano un supporto, un sostegno dall'amministrazione comunale per essere sempre più evidenti, sempre meglio comunicate e riuscire ad arrivare sempre di più con capillarità a raccontare queste esperienze e anche il lavoro che fanno queste realtà. Vi invitiamo appunto a venire. È possibile acquistare online i biglietti su appunto il sito di Venezia Unica oppure sul sito della Fenice. Pochi secondi di pubblicità, a tra poco. TG Venezia, ben ritrovati, ancora buonasera. Prende sempre più forma il programma della Peregrinatio Corporis. Stiamo parlando delle spoglie di Papa Pio X. Arriverà mercoledì prossimo per poi ripartire da Marghera domenica 22. Vediamo. Arriveranno in laguna imbarcate su una chiatta speciale nella notte tra martedì e mercoledì le sacre spoglie di Giuseppe Sarto, Papa Pio X. Subito saranno deposte in Basilica alla Salute per la venerazione dei fedeli. Il conto alla rovescia verso le 9:30 di mercoledì mattina, quando inizierà il pellegrinaggio guidato dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, è partito. Verranno predisposti anche dei percorsi tematici. Sarà possibile conoscere la figura e la testimonianza di fede di San Pio X e poter anche, se vogliamo, entrare dentro gli aspetti più significativi del suo insegnamento. Un altro percorso tematico sarà preparato dalla parrocchia di San Pio X di Marghera, appunto a Marghera, nei giorni in cui la peregrinatio si svolgerà in quella sede. Vi sono due poli della Peregrinatio Corporis delle Sacre Spoglie di San Pio X. La prima sede è appunto qui a Venezia, presso la Basilica della Salute. L'altra sede sarà appunto a Marghera, presso la parrocchia intitolata al santo, che è retta dalla comunità dei padri di Don Orione. Dal seminario con Don Marco Zanne ci spostiamo in sacrestia alla Basilica della Salute, dove è ancora custodito un calice di Papa Pio X. La basilica verrà preparata sullo stile della festa della Madonna della Salute del 21 novembre, anche con un ingresso accessibile per le persone con mobilità ridotta. Dinanzi a quella che è diciamo la scalinata di accesso alla rotonda più piccola verrà allestita la pedana con l'urna, la teca che conserva le spoglie di San Pio X. Vicino all'urna con il corpo di San Pio X sarà possibile accendere delle candele e anche pregare. Ci saranno dei sacerdoti per ascoltare le confessioni dei fedeli, in quanto il Santo Padre, per tutti i pellegrini che verranno qui alla Salute a partecipare alle celebrazioni, così come anche per le celebrazioni di Marghera, il Santo Padre ha concesso il dono dell'indulgenza plenaria. Siamo al calcio, momento d'oro per gli arancione verdi. Tra Cagli e Campielli è tornato l'entusiasmo. Il Venezia Football Club vola, i tifosi sognano in grande e l'entusiasmo per il calcio in laguna sembra essere tornato alto. L'altra sera al Marciano di Canareggio grande festa, con i tifosi, squadre e società per i 18 anni compiuti dal club Alta Marea. Il general manager della società arancione-verde Filippo Antonelli indica la rotta da seguire. L'aspettativa è quella di migliorare la classifica dell'anno scorso, quindi questo penso che sia già una cosa importante, quindi questi ragazzi devono sapere che hanno una grande responsabilità, che vestono una maglia gloriosa, una società che ha fatto tanti investimenti. L'altro ieri il club ha compiuto 18 anni.
e questo è già un bel risultato, un bel traguardo conseguito dopo anni anche di grandi sofferenze, perché abbiamo attraversato tutte le stagioni di questa società. Il Club Altamare è sempre presente, abbiamo una bellissima rappresentanza, sia i distinti, soprattutto i distinti, un po' anche in curva, un po' in tribuna, e in trasferta organizziamo sempre delle gite bellissime. Tra le tante curiosità di quest'anno, 3 giocatori hanno scelto di vivere nel cuore di Venezia, spostandosi a piedi senza auto, per ravvivare la città storica. Dopo il bomber finlandese Joen Poyampago, anche Anderson e Gigger. Particolare, però molto bello. Sì. Come fai senza macchina? No, vado in piedi e poi faccio così a Mestre e poi c'è qualcuno che no, c'ho la macchina a Piazzale Roma. Siamo molto felici, sì, la squadra forte, gente forte, sì, ragazze molto, molto belle, quindi sì, mi piace stare qui. La città di Venezia, l'hai vista magari un po'? La città è molto bella, molto carina, abbiamo trovato una casa anche dentro qui, quindi stiamo molto bene qui. Siamo in chiusura, ci sono le previsioni del tempo, grazie per essere stati in nostra compagnia, buona serata con Antenne 3. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Bentrovati al meteo. L'alta pressione che fin qui ci ha accompagnato inizia a cedere lentamente. Prime avvisaglie del cambiamento del tempo da sabato 14 ottobre. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto foschie e nebbie locali in pianura e in qualche fondovalle in successivo diradamento. Seguiranno nubi irregolari alternate a schiarite, anche ampie. Dalla serata saranno possibili sporadiche e locali precipitazioni sulle zone montane. Temperature in lieve flessione, minime tra 12 e 15 gradi, massime sui 20-27 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Inizialmente bel tempo, durante il corso della giornata pioviggini sui rilievi, nella notte fino al mattino nebbie in pianura. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime sui 22-24 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato a tratti, in serata invece potranno verificarsi dei rovesci. Temperature minime intorno ai 10-13 gradi, massime sui 24 all'incirca. Dal meteo di Antenne 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.